Nostalgia di Treviso. Treviso è sempre la mia città, ma insomma poi il lavoro, come sappiamo, si è svolto anche altrove, quindi nessun problema. Non si sbilancia Marco Goldin alla presentazione del suo ultimo progetto culturale in collaborazione con il Comune di Padova. 2 anni di lavoro con Palazzo Moroni nella difficoltà del contagio sono stati davvero pesanti per il curatore di questo nuovo progetto che si discosta dalla consueta linea degli espressionisti. 75 opere di una storica fondazione svizzera, distribuite in 6 sezioni nelle 8 sale del centro San Gaetano nella centralissima padovana via Altinate. Una mostra che è soprattutto una grande fonte di conoscenza. Perché stiamo parlando di non pittura francese, ma stiamo parlando di arte tra la Svizzera e la Germania dalla fine del Settecento all'inizio del Novecento. Quindi sono grandi artisti, ma molto meno conosciuti dal grande pubblico, quindi il desiderio è naturalmente quello di presentare qualcosa di diverso e che la gente venga qui a Padova, al centro San Gaetano, a conoscere queste cose. Unici capolavori come le bianche scogliere di Rügen, dipinte nel 1818 da Friedrich Caspar, esempio di romanticismo teutonico, fino ad arrivare alla Valle Incantata della Svizzera di Giovanni Segantini, dove si vedono chiaramente i tratti dell'espressionismo tanto caro a Goldin e che richiamano i successi degli esordi di Casa di Carraresi. Successi che tanto facevano invidiare l'allora cittadino Sergio Giordani. È ancora invidioso. Devo dire che è invidioso nel senso come fa ad avere certe città che sono come la nostra, come fa ad avere personaggi come Marco Godin, per cui era un sogno avere Marco Godin, un sogno che si è realizzato. Goldin però dopo questo biennio torna come si dice sul mercato e non è detto che Treviso non possa sposare il suo nuovo progetto sulle geografie pittoriche europee che ha visto Padova luogo del primo capitolo. Il futuro dovrete chiederlo al sindaco e all'assessore alla cultura. Io con questa mostra chiudo il mio accordo biennale con la città e poi per il futuro si vedrà.